amici follower, ma soprattutto amiche. allora oggi faremo un tutorial. Esatto. Possiamo dire tagliando? Tagliando. Diciamolo. Il tagliando della Moto Guzzi Fornion 2. Esatto, facciamo vedere Sì, come si fa? Si fa. Prima di tutto abbiamo il manuale, tutte le istruzioni. Eccolo qua, manuale d'uso, vedete, con tutte le istruzioni della Noi moto non facciamo le cose così a cacchio, come si dice in francese. Poi abbiamo l'olio. preso su internet, abbiamo preso, ci è arrivato subito, e poi dagli amici di Officina 80 che Molto gentili. esatto, che vi consigliamo se avete da prendere dei pezzi ma per moto d'epoca, affidate a loro e loro sono bravissimi, vi consigliano e vi mandano i pezzi ma che in giornata. Io li ho ordinati alle 2 del pomeriggio, alle 10 della mattina del giorno dopo erano già arrivati a casa. Bravissimi, bravissimi. Ragazzi, questi sono i prodotti. Allora, l'olio per la moto 10V50, 4 litri, Filtro dell'olio, ecco, filtro dell'aria e guarnizione. giusto? Esatto, Vedi? guarnizione della coppa dell'olio. Io non me ne intendo, tu sì. Sì, Quindi per me sta cosa qua è profana, però imparerò da te, socio. e un po' di attrezzi. Prima cosa, scaldare il motore della Guzzi. Già fatto. Scaldando un attimino il motore fa sì che l'olio diventa più fluido, è più facile farlo scendere. Esatto. Ora iniziamo. Per svuotare bisogna mollare questo bullone qua, far fuoriuscire tutto quanto l'olio, poi mollare tutti i bulloni che ci sono sotto la coppa per il cambio del filtro. Ecco il dottor Moto, mio socio, che è sotto. Venga poi dall'altro lato. Attenzione, e per magia e per caduta faremo uscire l'olio bello pulito, vero socio? Vedi? Vedete, sta riempiendo. Questo è l'olio esausto, noi andremo a portare All'ecocentro. all'ecocentro per smaltirlo. Mi raccomando, non spargete, non buttate via la Molto, molto roba. denso. Dici che andava tolto? Sì. Sto mollando questi bulloni. Esatto. Abbiamo tolto la coppa, da togliere e cambiare adesso questo filtro, pulire le guarnizioni, lavare tutto quanto e pulire anche quel filtro lì. Perfetto. E qua sotto si vede, se vuole venire dalla parte opposta, Adesso vado subito a vedere. ecco qua si vede il motore e la biella. Attenta che cade sull'olio sopra la telecamera. Socio, Sì. notare l'ombrellone. Eh sì, perché Abbiamo messo l'ombrellone perché fa caldo oggi. sì. Adesso quindi iniziamo a fare la pulizia. puliamo. Abbiamo lavato tutti i pezzi Come si suol dire, sgrassati. e adesso partiamo con il montaggio del filtro. Ho fissato il bullone per svuotare il tutto, mettiamo su il filtro, che è stato lavato, quindi mettiamolo su. La sua piastrina è il suo fermo. Prenderemo la chiave. Ecco qui. La chiave. Ok. E questo qua è perché il filtro non si molla al bullone. Dottore meccanico, dottor Nick, mi dica Abbiamo fissato tutto, questa è la guarnizione e adesso procediamo al montaggio. al fissaggio. Andiamo qui sotto, devo sdraiare sul pavimento. Cambierò la telecamera come diciamo sempre noi. Allora, stiamo montando i 4 perni. Abbiamo finito di caricare l'olio. Esatto. Mi ho messo 3 litri d'olio, ragazzi, mica Mau Mau Micio Micio. 3 litri d'olio. Proviamo? Accensione della moto. Andiamo? Andiamo. Ok, l'importante quando si smonta, ricordate che ci sono un bullone qui, uno qui e 2 in fondo. Bulloni. Ora manca il cambio del filtro dell'aria. È da mollare questa fascetta qua del carburatore, questo bullone, il bullone dall'altra parte uguale e poi questo si sfila. Ho perso il serbatoio. No, scherziamo. Abbiamo leggermente, ma solo leggermente, no socio, Sì. smontato il serbatoio. Il filtro dell'aria è
dentro questa scatola qua. Abbiamo tolto il serbatoio e adesso stiamo per togliere questa scatola qua e cambiare il filtro che è lì sotto. Stiamo mollando, no? Il filtro dell'aria. Vedete come stiamo mollando? Questo posiamo sempre qui. Adesso questo dovrebbe venire via, Questo giusto? qua lo sfiliamo in avanti. A posto. Mollato, vedete? Il filtro mollato. Siamo riusciti a mollare il pezzo e questo è il filtro Vecchio. un po' sporco E questo è il e filtro, questo è il filtro nuovo che andremo a Adesso mettere. Andiamo a inserirlo. Amici follower, Ma soprattutto amiche. abbiamo finito anche oggi e abbiamo fatto un piccolo tutorial. La moto, come sentite, è Funziona. accesa, non perde niente. Vi ricordiamo sempre di seguirci nel nostro canale. Sempre su YouTube. Siamo sempre alla domenica alle 13:30. Ciao!